o guardamacchina. A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica se non ce la inventiamo noi non si magna. Venite avanti, dottore. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione, che manca a dirlo sta soltanto a Napoli. L'avemmo fatta noi questa invenzione, è un mestiere serio, no come crede la gente, sa da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardare ci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza, che forse mi guarda che è possibile che io sono diventata un'archiscienza. Certo che per portare la famiglia annanzi ci vuole arrivare tanto 80 macchine al giorno, ma che è stretta e non c'è che fare. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune, non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie 5 figli. 5 figli, dottore. Come? Linda che sta città tutto abusano, campano in coppie e spalle di tanta gente. Ma va a finire come dice il vigile, che l'abusivo son io solamente. Ma quale abuso è abuso? L'abuso è chi l'eterna, chi le campana scuse pure dopo ad eterna. Certo fosse più giusto a stare in regola, tenere 1000 licenze e documenti. Ma dimmi che sto come può pretendere, se tutta casa fa abusivamente. Venite avanti, dottore. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente. Ma sta storia da fornire, dottore, a così non si voglia annanzi, qualche cosa sa da fare. Iam, ricitemi a Rostanna che sti fabbrica. L'industria nostra sta in Forcelli. E bancarello, contrabbando e riepete, e per mangiare ci bruciano il cervello. Ogni giorno è un esercito che scende a mezzo alla strada e fa quello che capita per s'abbuscare la giornata. Io faccio sto mestiere guardamacchina e tengo un lavoro assicurato. Ma anche che cannonata a me mi smuovono. Ho un posto fisso, ma sono piazzato. Ma non mi crede più, promesse e chiacchiere, avanza non si yenga che pazienza, e in mezzo a tutto quello che si arrangiano, io sono diventata un'archiscienza.